Buongiorno a tutti, benvenuti in Consiglio regionale. Un saluto a Katia Bolzonella, editrice del progetto, e a tutte le relatrici qui presenti oggi. Ad Elena Morello, presidente di Imprenditoria Femminile CIA, e a Gianluca Carraro, presidente del Consorzio dei Vini dei Colli Euganei. È per me un vero piacere presentare qui questa iniziativa. Il vino, come ben sappiamo, è un elemento caratterizzante la storia e la cultura della nostra terra. Un prodotto che è il sacrificio dei nostri produttori, tanto che oggigiorno non si contano i vini veneti apprezzati e stimati in tutto il mondo. Ma la nostra terra è stata nel corso dei secoli della Repubblica Veneta anche la meta di grandi filosofi, studiosi e artisti. Le nostre città, come Padova, conservano la memoria di un patrimonio che tutto il mondo ci invidia. Non è un caso del resto se poi il Veneto è diventato, nel corso degli anni, la prima regione turistica d'Italia. Qui ogni anno arrivano visitatori e turisti da tutto il mondo per vedere le nostre bellezze, ammirare le nostre città, assaporare i nostri cibi e vini tipici. Il connubio tra il vino e l'arte si corrobora perciò in questa splendida iniziativa, in grado di vincere anche un bando indetto dal Comitato dell'Imprenditoria Femminile della CIA di Padova. Il filo, infatti, che lega un prodotto dei nostri meravigliosi colli euganei, come lo squisito vino fior d'arancio, e l'arte e la storia della città di Padova è la donna. Perché questo progetto è stato voluto, sostenuto e portato avanti da donne. La passione, termine guarda caso femminile, è probabilmente l'elemento più importante per distinguere un buon lavoro da un ottimo lavoro. Esattamente come il vino, che non può essere eccellente senza che sia caratterizzato lungo la sua produzione dalla passione di chi lo coltiva con tanto amore e altrettanta passione. Il progetto di oggi mette in rete un prodotto nelle sue 3 declinazioni che viene da un territorio riconosciuto come MAB UNESCO con un altro territorio, Padova Urbs Picta, ciclo di affreschi del XIV secolo di Padova, nella lista dei patrimoni dell'umanità anch'esso. È questo il risultato più strategico ed importante di questa iniziativa. La dimostrazione che quando un territorio si muove come squadra si possono ottenere risultati straordinari, riuscendo a fare promozione in modo sinergico e all'unisono e soprattutto che il lavoro delle donne riesce a raggiungere sempre risultati eccellenti. Grazie e lascio a voi la parola. Grazie dell'invito, per noi è un grande onore essere qui ed è importante che ci sia questo riconoscimento del nostro lavoro. Io sono Katia Bolzonella e sono una donna del fior d'arancio e una imprenditrice del vino. Sono qui oggi proprio per presentarvi questo progetto che è nato grazie all'imprenditoria femminile, con Elena Morello che è oggi qui presente con noi e che ci ha supportato in questo progetto, perché è nato proprio da un concorso indetto proprio dall'imprenditoria femminile. Noi abbiamo, io per prima ho partecipato a questo progetto, l'ho fatto nascere diciamo da una idea che avevo sempre avuto, perché questo progetto doveva far rivalutare la donna, il ruolo della donna nelle imprese vitivinicole. E quindi ho unito però altre 2 cose molto importanti che erano per me il vino naturalmente, in questo caso il fior d'arancio, e l'arte, e in questo caso Padova Urbs Picta. Un vino che non è ancora, ha una grandissima potenzialità ed è per questo che l'ho scelto, proprio perché è un vino che ancora ha tanto da dire, ha tanto da comunicare e penso che sia adatto anche alla nostra espressione, alla nostra comunicazione femminile che è così incisiva, innovativa e determinante. Padova Urbs Picta stava diventando, proprio nel periodo che era il 2021 in cui ho fatto il progetto, stava proprio facendo il percorso per diventare sito UNESCO, l'è diventato troppo poco. L'ho scelta principalmente perché uno dei punti principali di Padova Urbs Picta, quindi dei cicli affrescati del 300, è che è nata grazie a una committenza femminile. Fina Buzzaccarini, ad esempio, è una delle donne che ha dato vita al bellissimo battistero del Duomo. Noi abbiamo, dopodiché, quando ho fatto questo progetto che ha vinto il secondo premio di questo concorso,
Ho subito proposto al consorzio il progetto e il consorzio l'ha subito abbracciato, ha visto la potenzialità che poteva avere e l'abbiamo aperto a tutte le cantine dei Colli Euganei, tutte le cantine che volevano far sì che una presenza femminile, la presenza femminile al loro interno venisse valutata e quindi fosse data la possibilità proprio di far vedere quello che facciamo, quello che siamo e come riusciamo, diciamo, a gestire un'azienda. Hanno partecipato attivamente altre 5 cantine che sono qui oggi e che poi presenteranno chi sono e che cosa fanno, e assieme abbiamo creato un gruppo molto, molto coeso. Ci dividiamo tutti i compiti che ci sono da fare nell'organizzazione, perché è una vera e propria organizzazione di questo progetto, e quindi riusciamo veramente a creare anche quello che veniva richiesto, che era una green economy anche nello stesso progetto, perché creiamo anche economia, mettiamo assieme sia gli enti privati, gli enti pubblici, mettiamo assieme i ristoranti, mettiamo assieme il pubblico naturalmente che ci viene a vedere, ma anche proprio le persone. Importantissimo per noi è proprio questo, la sostenibilità vista anche dal punto di vista sociale, quindi al centro del progetto c'è sempre la figura umana. Altra cosa è che questo progetto, poi io ho anche una formazione artistica, sono architetto e ho fatto anche il liceo artistico, quindi ho sempre lavorato di mano, diciamo, e perciò ho creato anche un'immagine a questo progetto. Cosa ho fatto? Non ho fatto altro che prendere i volti più significativi che si trovavano nei ciclofrescati di queste donne così importanti, ma anche proprio rappresentate in un modo anche diverso nei ciclofrescati del 300. Ho preso 3 figure, Maria degli Scrovegni, agli Scrovegni, quindi di Giotto, la Giustizia del Palazzo della Regione e anche Caterina De Lupi, invece, che si trova invece alla cappella, in una delle cappelle della Basilica del Santo, e le ho reinterpretate rendendole più moderne, più vicine a noi, e tutte e 3 rappresentano una delle tipologie del fior d'arancio, perché il fior d'arancio, questo vino che vi dicevo così unico, perché è l'unica diocesi dei Colli Euganei, è possibile farlo in 3 versioni, la versione spumante, la versione secca e la versione passito. Sono 3 espressioni incredibilmente generose, le posso dire, generose, perché sono ricche di profumo, sono ricche di espressioni, tutte e 3 si esprimono in modi diversi e noi le facciamo conoscere nel nostro eventi, le facciamo conoscere a 360 gradi. Ho fatto anche un libricino proprio che racconta che cos'è il fior d'arancio, da dove proviene dai Colli Euganei, questo piccolo ambiente che è protetto adesso anche col MAB UNESCO, come dicevo il Parco Colli è diventato MAB UNESCO da poco, in cui sussiste anche il biodistretto e quindi è un luogo veramente pieno di biodiversità, dove può crescere veramente in modo unico l'uva, il moscato giallo, e dare dei vini che si possono trovare soltanto nel nostro territorio. Questo progetto per noi, per me soprattutto, significa dare valore alla donna, quindi è una crescita della nostra posizione ed vuole essere un esempio per il futuro. Questo è quello che noi, che con questo progetto io mi aspetto che possa succedere, nel senso far vedere alle generazioni future cosa si può fare e che possiamo creare qualcosa insieme, soprattutto tutti insieme. Questo è stato per me importante, che il progetto non è stato solo per me, non è stato per la mia azienda, ma è stata un'apertura al territorio e quindi una partecipazione tutti assieme. Alla fin fine cos'è questo progetto? Perché ne stiamo parlando tanto ma non si capisce cosa facciamo. Facciamo dei veri e propri eventi. Andiamo alla scoperta dei luoghi di Padovuors Picta e quindi andiamo a visitare uno degli 8 siti, perché sono 8 siti, uno più magnifico dell'altro. Andiamo a scoprire, grazie alle guide turistiche, quindi guide professionali, proprio questi affreschi dove sono presenti le figure femminili, chi sono, come vengono rappresentate e qual è la loro caratteristica. Naturalmente all'insieme c'è tutto un discorso naturalmente storico.
Poi facciamo invece la degustazione guidata del vino e quindi 3 di noi, siamo in 6 come vi dicevo per adesso, presentiamo ognuna il proprio vino, quindi la propria azienda, il proprio vino, lo presentiamo, lo abbiniamo sempre a qualcosa di molto particolare per far capire tutte le potenzialità che può avere anche negli abbinamenti enogastronomici e alla fine diventa proprio un'esperienza unica che lascia, diciamo, lo spettatore e comunque chi interviene ricco di qualcosa che non può così facilmente avere in modo spezzettato, perché diventa un unico, diciamo, momento molto, molto centrato su un discorso. Cosa è unito? È unito, come vi dicevo, le donne, la presenza della donna, l'arte e il vino. Quindi 3 elementi importantissimi e indissolubili, che sono quello poi che fa dell'Italia la cosa così eccezionale che abbiamo solo noi, quindi è indissolubile, no? Io spero che ci seguiate, che ci diate supporto sempre di più. Il supporto è dato naturalmente alla partecipazione dei nostri eventi e alla conoscenza di quello che stiamo facendo. E passo la parola molto volentieri, in modo breve, che così si presentano anche le nostre... abbiamo Laura del Pianzio, che così si presentano. Grazie. Grazie mille. Buongiorno a tutti, io sono Laura Selmin e rappresento l'azienda della mia famiglia. È la cantina Il Pianzio, appunto, una realtà a conduzione familiare che da 4 generazioni lavora alla vite nel territorio di Galzignano Terme. Quando Katia mi ha presentato il suo magnifico progetto, devo dire che subito ne ho compreso l'enorme potenzialità e la lungimiranza. Infatti in esso ho ritrovato 2 pilastri importanti della mia azienda. Il primo sicuramente è il moscato giallo, un'uva incredibile che da sempre viene coltivata nella nostra famiglia e devo dire che negli anni ci ha regalato molte soddisfazioni e forse fatto anche emergere nel territorio dei Colli Ugani come cantina. Attualmente lavoriamo circa 2 ettari, quasi tutti nelle pendici del Monte Rua, quindi adiacenti alla nostra azienda, dove riusciamo ad avere un terreno molto minerale e ricco di scaglia rossa. Quindi avendo questo terreno magnifico in cui coltivare quest'uva altrettanto magnifica, riusciamo a ottenere le 3 versioni del moscato, quindi versione passita, secca e spumante dolce. L'altro pilastro sono ovviamente le donne. La presenza della figura femminile nella nostra azienda è sempre stata presente e ha ricoperto un ruolo fondamentale negli anni, facendo crescere l'azienda e sviluppandola come la ritroviamo oggi. Le donne del Pianzio, secondo me, sono sempre state in prima linea nella promozione dei nostri vini, ma soprattutto del territorio in cui ci troviamo, quindi dei Colli Euganei e della bellezza che abbiamo di fronte. Negli anni loro mi hanno insegnato davvero a credere nelle potenzialità che abbiamo e penso che questo progetto rappresenti proprio questo concetto, perché unisce 2 eccellenze del nostro territorio che sono Padova Orspicta e il fior d'arancio Colli Euganei di OCG. Nelle nostre esperienze, nelle esperienze che proponiamo, andiamo a visitare i luoghi di Padova Orspicta con occhi diversi, andando a ricercare la donna, la figura femminile e esaltandola. Perché molto spesso questa rappresenta, è fondamentale in realtà per il sito stesso, come giustamente diceva Fina Buzzaccarini. Mentre per quanto riguarda le degustazioni guidate, anche qui andiamo a esaltare il fior d'arancio nelle sue 3 versioni, ma grazie veramente alla potenzialità di questo vino che a seconda del luogo in cui viene prodotto, del territorio, del clima, dei produttori stessi, riesce ad avere delle sfaccettature tali da essere molto diverso a seconda di queste condizioni. Quindi penso che le nostre esperienze siano veramente una scoperta, proprio perché grazie alla varietà
di affreschi che riusciamo a trovare negli 8 siti UNESCO, e grazie alla varietà che abbiamo di moscato fior d'arancio, ogni esperienza proposta risulta unica e ineguagliabile. Quindi sono davvero onorata di poter far parte di questo progetto, di poterlo promuovere, e vorrei ringraziare Katia per aver avuto questa idea davvero fantastica, perché insomma non è da tutti, ecco. Quindi vi ringrazio, grazie mille. Passo la parola a un'altra collega. Claudia. Buongiorno a tutti, io sono Claudia Veronese della cantina Vigna Vecchia e anch'io sono molto onorata e felice di essere qui. Diciamo che questa è un po' una prima volta sotto tanti aspetti. È una prima volta di adesione ad un progetto per noi, per la nostra cantina e per me in primis, che abbia unito varie realtà in un modo così forte e con una collaborazione così stretta. L'idea di Katia, quando mi è stata presentata, mi è piaciuta subito perché l'ho trovato un progetto molto ambizioso. E diciamo che il connubio arte e vino è qualcosa che si sposa benissimo nei Colli Ugani, nella città di Padova, e come è già stato detto c'è tanto potenziale ancora inesplorato, e quindi attraverso la nostra voce la cosa bella è che stiamo riuscendo a divulgare dei messaggi e delle cose sotto un'altra visione. E facendo questi eventi diciamo che anche il mio ruolo in azienda, che per ora è diciamo, una parte secondaria dell'azienda, perché l'azienda è di mio papà, io mi sto inserendo un po' alla volta, però mi sta dando grande soddisfazione il fatto che rispetto al passato, quando comunque con mio papà, mio nonno, c'è sempre stata la mano di una donna, la nonna e la mamma, che tuttora aiutano in famiglia e che sostengono, diciamo, dietro le quinte la parte dell'azienda. Ho preso un po' coraggio io e mi sono fatta avanti anche in prima linea per partecipare agli eventi e fare le presentazioni dei nostri vini e del territorio, e quindi diciamo che è stata un po' anche una sfida con me stessa, e di questo sono molto contenta e diciamo che è stimolante poter continuare a fare ciò. Per quanto riguarda la partecipazione delle persone agli eventi, una cosa che a me è piaciuta tanto e sta continuando a stupire positivamente è il fatto che sia sempre un po' associato il fior d'arancio al vino delle donne, il vino femminile in assoluto. In realtà sì e no, nel senso abbiamo anche una bellissima partecipazione dalla parte maschile agli eventi, e che sta riscoprendo un po' anche gli abbinamenti, diciamo, di questo vino, che diciamo, noi riusciamo a proporre anche in un'ottica non standardizzata con abbinamenti canonici, ma cerchiamo di esaltare le caratteristiche delle 3 versioni, dallo spumante al secco al passito, con degli abbinamenti, diciamo, che nell'immaginario collettivo magari non vengono così scontati da provare, no? Quindi è molto bello vedere che poi le persone apprezzano il fior d'arancio sotto altri aspetti che non avevano precedentemente considerato. E niente, io ringrazio e passo la parola alla prossima cantina, alla prossima donna del fior d'arancio, e basta. Elisa Di Lavanzo di Maeli. Buongiorno a tutti, sì, sono Elisa Di Lavanzo, produttrice dei vini Maeli. Anche la mia è una realtà di riferimento nel territorio per la cultura e per la promozione del moscato giallo, questo vitigno che è protagonista dell'unica DOCG che abbiamo nei Colli Ugani fior d'arancio in tutte le sue versioni, quindi spumante dolce, passito e versione ferma secca.
Anzi, addirittura noi come Maeli produciamo il Moscato Giallo in 5 versioni diverse, per cui davvero è un vitigno che da subito ha determinato la storia della mia azienda, perché in realtà non sono nata produttrice, ma ho avuto la fortuna di diventarlo grazie ad un progetto di valorizzazione del Moscato Giallo, che poi insomma ha trovato sostegno. Quindi anch'io ho trovato da subito l'idea di Katia assolutamente affascinante, perché in questo caso grazie ad un vino andavamo a costruire questo ponte fra presente e passato con l'accostamento delle 3 versioni di OCG alle donne, alla presenza femminile di Padova Urbs Picta, e quindi creare non solo un ponte fra presente e passato, ma andare di nuovo a valorizzare il ruolo della donna del passato e anche quella del presente, che in questo caso è simboleggiata da noi vignaiole, che abbiamo appunto una responsabilità, come si dice, oneri e onori nei confronti del nostro territorio e un'opportunità di valorizzarlo attraverso questo nostro lavoro ogni giorno. E in particolare questo accostamento fra la DOCG e Colli Euganei Fior d'Arancio e Padova Urbs Picta va a creare questo dialogo che valorizza la cultura, la storia, la tradizione, tutta l'eccellenza che Padova e i Colli Euganei sanno esprimere, e quindi diventa veramente importante, veramente interessante non soltanto per noi oggi, ma poi appunto deve, e spero lo sia, un punto di riferimento, se non un'ispirazione per le generazioni future. Grazie Katia per questo progetto e per l'opportunità che hai dato a tutti noi di portare insieme a te il nostro contributo. Mi stanno facendo emozionare. Alice Spimpolo di Emo Capodilista. Mi sono dimenticata di dire una piccola cosa finché Alice arriva, anzi una grande cosa importante, che subito assieme al consorzio abbiamo chiesto anche l'uso del marchio di Padova Urbs Picta, che non era così scontato che ci venisse affidato, diventato UNESCO naturalmente, e ci è stato affidato subito proprio perché il progetto rispondente a quello che loro vogliono comunicare, e quindi è stato il primo prodotto a riceverlo, e questo ci tenevamo a dirlo e a ringraziare soprattutto anche gli uffici di Padova Urbs Picta di Padova, che sono stati eccezionali. Alice, grazie. Buongiorno a tutti, io sono Alice Spimpolo e sono la rappresentanza femminile dell'azienda Contemo Capodilista, che si trova a Montecchia, Selvazzano. E io e Katia siamo praticamente vicine di casa, nel senso che le due aziende si trovano entrambe a Montecchia, a pochi metri, e quando abbiamo saputo di questo meraviglioso progetto e Katia ci ha chiesto di partecipare, la risposta è stata immediatamente positiva, perché il progetto è apparso subito un'iniziativa poliedrica, un po' come la figura femminile, sia adesso, ai giorni nostri, come anche in realtà in passato. E è un progetto bello perché si parla di arte e chiaramente storia. E l'azienda è un'azienda storica della zona, è alla 22esima generazione, e in qualche modo gli antenati della famiglia hanno un po' vissuto e contribuito a questa ricchezza. Bello perché si parla di vino. Il vino è buono, è bello, soprattutto l'uva Moscato Giallo è un'uva bella. E l'azienda ha sempre fatto vino nel corso dei secoli, in varie forme, ma comunque ha sempre fatto vino, in particolare il Moscato Giallo, nelle 3 versioni, secco, lo spumante dolce e il passito. E è un progetto bello perché valorizza la donna. E la donna è il trait d'union degli altri 2 pilastri del progetto,
e quindi io a livello personale, in quanto appunto rappresentante al femminile, sono onorata di farvi parte. Devo dire che ormai è un anno circa che ci siamo riunite, abbiamo iniziato anche queste esperienze concrete, perché poi alla fine è bello anche calare nel concreto questi valori universali, e stanno avendo un buon successo. Non è sempre facile farsi conoscere, però grazie appunto anche alle guide che ci seguono, molto esperte nella descrizione dei luoghi del Padova Urbs Picta, e ai nostri vini che scopriamo essere veramente molto apprezzati, e agli abbinamenti anche insoliti che a volte noi proponiamo. Stiamo cercando di scardinare il concetto che lo spumante dolce viene abbinato solamente ai dolci, e quindi ecco, siamo felici di poter presentare questo progetto qui, perché è un progetto in cui crediamo. Ringrazio e passo la parola a Gloria Noviello di Buso dei Briganti. Bene. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io sono Gloria Noviello, titolare della cantina Buso dei Briganti. Sono felice di partecipare a questo progetto insieme ad Alice, Claudia, Elisa, Laura e Katia, un progetto che ci permette di valorizzare le uve di moscato giallo nelle varie versioni. Io partecipo a questo progetto con una versione di fior d'arancio di OCG fermo secco, con le uve di moscato giallo macerate in anfora, un progetto della nostra cantina abbastanza particolare, che però ha dato grandi soddisfazioni poi nella versione, insomma, finale del vino. Progetto che ci permette di scoprire le bellezze di Padova Urbs Picta, le donne che vengono rappresentate negli affreschi, ma progetto che ci permette anche di valorizzare appunto tutto il lavoro di noi donne, insomma, all'interno delle nostre aziende agricole, dalla coltivazione delle vigne alla produzione fino alle degustazioni finali che offriamo a chi partecipa ai nostri eventi. Ringrazio, ecco, tutte voi, insomma, per la partecipazione che c'è sempre, e per l'impegno che ci mettiamo nonostante, insomma, tutti gli impegni lavorativi che abbiamo, insomma, nelle nostre aziende. Sicuramente è un progetto, insomma, che sta valorizzando tantissimo il fior d'arancio e che deve permettere appunto di portarlo a conoscenza di tanti, perché insomma è un vino che merita tanto e di essere conosciuto ancora di più, insieme al nostro territorio che sono i Colli Euganei. Grazie a tutti. Adesso Elena Morello è presidente dell'imprenditoria femminile, Camera di Commercio di Padova. Grazie Katia. Certamente, buongiorno a tutti. Porto i saluti della Camera di Commercio di Padova, nella figura ovviamente del suo presidente, ma anche del Comitato per l'imprenditoria femminile che ho l'onore di presiedere. Che dire, mi unisco ai ringraziamenti che sono stati fatti, intanto ovviamente alla consiglio regionale e alla consigliera Caminato che ci dà la possibilità di aprire questa finestra oggi sul mondo delle imprese, sul mondo delle donne, ma a Katia in maniera sentita e personale, perché effettivamente Katia ha partecipato a un concorso che il mio comitato ha indetto pochi mesi dopo essere stato ripristinato a Padova. Mi permetto di spendere 2 parole sul comitato, se è possibile, giusto per capire un attimino qual è il ruolo appunto di questo organismo che è stato ripristinato, dicevo, a Padova nel 2020. Il mandato è durato 3 anni, per me è la seconda opportunità, quindi il secondo mandato, e questo mi ha dato la possibilità di portare avanti i lavori iniziati appunto durante la prima opportunità. Nel 2020, appena ripristinato un organismo che è evoluto in realtà da quello che era il MISE e l'Unione delle Camere di Commercio italiane, ci siamo guardate, ci siamo dette che cosa possiamo fare per le donne che fanno impresa in questo momento caratterizzato, ahimè, dal Covid. E il primo pensiero, e davvero questo è stato la prima bozza stesa appunto dal comitato, il primo pensiero è andato alle imprese agricole femminili.
Il nostro territorio è un territorio ovviamente caratterizzato dal settore enogastronomico, comunque dall'agricoltura, però le donne che vi lavorano, ahimè, non sono sempre valorizzate, e questo perché ovviamente non sono sempre in prima linea con il ruolo appunto di imprenditrici. E quindi il nostro pensiero è andato a loro, che contribuiscono a valorizzare il territorio, non soltanto appunto delle terme, in maniera particolare del territorio termale, ma poi della provincia di Padova e di Padova in generale, perché contribuiscono a quella che è la mission camerale di valorizzare il turismo, ma di farlo anche tenendo sempre presente gli obiettivi UE 21-27, ma anche l'agenda ONU, quello che ci viene richiesto, quindi sostenibilità, transizione verde, inclusione sociale, e tutto questo è stato ben interpretato e ben colto da Katia e dal suo progetto. Devo dire che Katia ha fatto di più. Lei forse aveva già appunto dei progetti, però quando noi ci abbiamo pensato abbiamo abbozzato un progetto della durata di 3 anni, proprio perché il Covid non ci permetteva di incontrarci come avremmo dovuto, e perché all'epoca non era possibile poi presenziare al Vinitaly, cosa che invece è avvenuta a conclusione del progetto, quando Katia e le altre partecipanti al concorso, che sono state appunto premiate, si sono presentate al Vinitaly in uno stand condiviso proprio per portare il loro prodotto. E devo dire che poi già allora la Regione Veneto ci ha ospitate, quindi devo dire che il supporto è veramente stato importante da parte di tutti. Tutto questo per dire che effettivamente il mondo dell'impresa, il mondo dell'agricoltura, il mondo dell'enogastronomia ovviamente contribuiscono al turismo, all'incoming, e sono ovviamente obiettivi che dobbiamo portare avanti tutti. Questo bando ha sortito talmente tanti risultati, e Katia insomma lo sta dimostrando con il progetto che porta avanti e che ci aiuta poi a declinare allargandolo alle colleghe che altro non stanno facendo che appunto interpretare quello che è un progetto di comunicazione integrata, di valorizzazione del territorio, da essere portato poi alla seconda edizione. In questo caso l'abbiamo cucito in 1 anno, ormai esperte della materia, e poi alla terza edizione. Dirò di più, Katia ha saputo interpretare il concorso anche proprio nell'unione tra arte ed enogastronomia, e tant'è che il nome del bando era Vino, Donne e Canto, un progetto di green economy per la valorizzazione della destinazione. Vino, Donne e Canto è stato tratto da un valzer di Strauss. L'idea era proprio quella di dire: apriamoci ai turisti, cerchiamo di coinvolgerli, di far conoscere loro il nostro territorio, facciamolo parlando delle nostre eccellenze, che tra parentesi sono anche appunto valorizzate dalle donne che vi lavorano in prima linea, e cerchiamo di comunicarlo soprattutto attraverso un progetto appunto di comunicazione integrata, perché molto spesso il problema è proprio questo, no? Avere un prodotto di eccellenza ma non sapere come parlarne, come veicolarlo, e Katia l'ha fatto. Quindi io ringrazio Katia di nuovo, ringrazio tutte voi colleghe imprenditrici, perché ci aiutate a portare avanti quello che è il nostro obiettivo, la valorizzazione dell'imprenditoria femminile, non soltanto ovviamente in ambito agricolo, però davvero aiutare le donne, anche le giovani donne poi, e lo testimonia la vostra presenza stamattina, a fare impresa. Grazie. Il presidente del Consorzio Vini Colli Euganei, Gianluca Carraro. Come direbbero le generazioni nuove, si è fatta una certa, e quindi cerco di essere sintetico. Grazie consigliera Cavinato di questa opportunità, non tanto per il consorzio che mi onoro qui di rappresentare, ma per insomma, gratificare, onorare, come è giusto, le donne del fior d'arancio. Si definiscono così loro, quindi io clono questa definizione. Grazie a
Katia, che ha immaginato e ha realizzato assieme alle nostre colleghe questo progetto, e lo sta conducendo brillantemente, grazie ai miei predecessori, perché a loro va il merito di avere sposato, abbracciato questa iniziativa. Io qui mi sono segnato in un po' di gioco alcuni numeri a decrescere e ordini di grandezza totalmente diversi. 3.000 ettari, il consorzio vini, DOC e DOCG Colli Euganei, 3.000 ettari vitati, 2.500 anni di viticoltura documentata, sono numeri a decrescere. Il 2024, mi pare che sia il numero che segue, è la proclamazione di la certificazione come zona MAB Biosfera. 1989 è la costituzione del parco, perché ricadiamo nel parco di Colli Euganei, il primo parco regionale del Veneto. 400 produttori, vinificatori, imbottigliatori, 30 vini diversi che derivano da 15 vitigni, quindi una biodiversità, una ampiezza di offerta straordinaria. Un consorzio che si occupa della DOC e della DOCG. Allora, quando il Presidente Morello parla di comunicazione, di promozione, arriviamo, no, a uno dei dunque, con 30 vini diversi, 15 vitigni diversi, c'è da, insomma, impegnarsi molto, diciamo così. L'abbiamo fatto con la consigliatura che si è insediata l'anno scorso. Abbiamo delineato un piano strategico sulle eccellenze dei Colli Euganei, a partire dal fior d'arancio. Qui ho alcuni concetti, ma appunto, siccome il tempo passa velocissimamente, mi soffermo solo su uno di questi. Il pubblico target, io qui devo utilizzare dei termini che sono tipici della comunicazione, insomma, perché questo è marketing territoriale, marketing enologico, insomma. Il pubblico target identifica, in base al nostro piano strategico, user, utilizzatori interessati ai vini aromatici, aromatici secchi, individua come obiettivo finale a cui rivolgersi i partecipanti a eventi di settore dedicati ai vini aromatici, i partecipanti a eventi di settore dedicati ai vini dolci. In questo contesto qui mi sento di dire, insomma, che il progetto Fior d'Arancio, Urs Picta di Katia, delle donne del Fior d'Arancio, è centrato, è conforme. Loro l'hanno fatto prima del piano strategico, però ecco, è un conforto questo, una conferma che ci porta come consorzio a dire: continuiamo a supportare queste nostre colleghe. La tipicità del moscato giallo declinato in fior d'arancio è tutelata per legge, nessun altro nel mondo può utilizzare questa dicitura, l'abbiamo protetta, la stiamo difendendo anche all'estero, in America, in Nord Europa e così via. Quindi insomma, l'impegno, e chiudo, del consorzio Vini Colli Euganei è quello di continuare a supportare queste imprenditrici, insomma, in queste azioni che vogliono promuovere il territorio, portare la giusta soddisfazione sui Colli Euganei, che sono un tesoro ancora troppo ben nascosto. Dobbiamo disvelarlo, farlo conoscere, insomma, a tutti. Grazie. Grazie, ringrazio tutti gli intervenuti. È stato veramente bello sentire le vostre storie da imprenditrici, e sapere che per una volta siamo donne, ma siamo anche solidali, perché non è sempre scontato esserlo. Complimenti per il progetto, che è molto importante, perché mette insieme questi, appunto, l'arte, la cultura enogastronomica, i nostri colli stupendi, adesso patrimonio UNESCO, e le nostre capacità di donne. Grazie e complimenti per il progetto, e spero che abbia tanto successo, che merita, tra l'altro. Grazie. Volevo soltanto invitarvi alla prossima nostra data, che sarà il 24 di novembre,
E quindi vi aspettiamo tutti, andremo a visitare uno degli 8 siti, come dicevamo, in questo caso sarà proprio il Battistero del Duomo, dove Fina Buzzaccarini, chiamiamola la moglie dei Da Carrara, ma diciamo che lei non si definiva la moglie dei Da Carrara, si definiva proprio Fina Buzzaccarini, ha proprio dato il via a uno dei più belli cicli affrescati del 300, e tanto che in questo luogo, che era il loro mausoleo, lei si è fatta rappresentare senza il marito accanto, prima volta nella storia proprio della pittura dove si ritrova effettivamente un evento del genere. E poi faremo la degustazione del fior d'arancio, in questo caso ci saranno Laura, ci sarà Gloria e ci sarà Claudia. Quindi vi aspettiamo tantissimi e grazie ancora dell'opportunità, grazie a Elisa Cavinato, grazie ancora. Solo una cosa, volevo salutare il collega Giuseppe Pan che ci ha raggiunto nel frattempo, grazie.